una fase acuta, ok, in cui è stato affidato a un fisioterapista e poi si è affidato anche a noi. Stiamo facendo tutto un lavoro più improntato sui movimenti, recupero funzionale, recupero muscolare e adesso stiamo portando sempre di più questo atleta a ritorno in campo, quindi più si ritorna, più da un ambiente sicuro come quello della palestra si passa in un ambiente un po' più caotico come quello sport specifico in maniera molto graduale, fino a quando non lo riporteremo alla competizione. Questo è un tennista. Il tuo background da dove parte? Cioè, come sei arrivato dove sei ora? Parto dal principio, ok? Io scuole superiori ho studiato elettronica e subito dopo volevo iscrivermi a scienze motorie, però ero un testone, quindi non sono riuscito a entrare perché non mi sono impegnato abbastanza e quindi come ripiego, non sapendo bene cosa volevo fare della mia vita, mi sono iscritto anche all'ITS meccatronico, quindi per 2 anni. Però sono stati 2 anni che, anche se non mi sono serviti a livello lavorativo, mi sono serviti per capire effettivamente che quella non era la mia strada, perché non avevo passione, non avevo voglia di mettermi alla prova, imparare, eccetera, soprattutto perché comunque l'ITS ti permette di lavorare anche 2 giorni oltre ai 3 giorni di studio. E quindi ero andato in una fabbrica in cui facevo il programmatore PLC e elettricista e là ho capito che quello sicuramente non era il mio ambiente, pieno di gente frustrata, pieno di gente arrabbiata, che adesso guardandomi indietro, se vedo un giovane che è là per imparare, darei tutto me stesso per dargli una mano, invece non ho trovato persone altrettanto disponibili, diciamo, in quell'ambiente, quindi là ho deciso, boh, là non voglio starci, voglio dare tutto per fare, seguire la strada che mi piace, sono ancora giovane, non ho niente da perdere e mi sono iscritto a scienze motorie. Fatta la triennale in scienze motorie dove è andata molto bene, ho capito che effettivamente quello che mi piaceva fare, soprattutto dopo il Covid, è che ho avuto più tempo di approfondire, perché scienze motorie comunque è un ambito molto vasto e ci sono sotto, diciamo, sottogruppi. Ho capito che dove volevo focalizzarmi principalmente era la parte di preparazione atletica, quindi lavorare con atleti che hanno delle specifiche richieste sportive e portarli, diciamo, al massimo delle loro performance e a poter competere al meglio in sicurezza. E quindi ho cominciato a studiare per conto mio, oltre alle nozioni di scienze motorie che non sono abbastanza, a provare sul campo, a buttarmi. E dopo un anno in cui dopo finite le scienze motorie, ho passato un anno a capire come migliorarmi effettivamente. E la magistrale non era un'opzione perché tutti mi dicevano che era una ripetizione di quello che era il percorso triennale. Allora, guardandomi un po' intorno e ascoltando anche altre persone che avevano fatto un percorso simile, ho capito che la cosa migliore da fare era quella di guardare all'estero. Ok? E avevo 2 opzioni. C'era quella di andare lontano in Australia o USA, che sono molto avanti, o se no il terzo paese, diciamo, Di riferimento? di riferimento esatto nell'ambito era l'Inghilterra o il Regno Unito. E quindi anche per non allontanarmi troppo ho deciso di stare, diciamo, nel Regno Unito, quindi ho passato un anno a prendere il livello inglese necessario, preso, mi sono iscritto all'università e ho fatto un anno in cui ho studiato proprio preparazione atletica a Gloucester, che è tra il Galles e il Regno Unito, e dove ho avuto anche la possibilità di confrontarmi con preparatori, ricercatori di livello internazionale e lavorare per una squadra professionistica di rugby. Finito questa esperienza, avevo anche delle proposte per rimanere là a lavorare, ma per effetti personali ho deciso di tornare a casa e con l'idea comunque di aprire un mio centro, che sono riuscito ad aprire 2 mesi fa, in cui non facciamo solamente preparazione atletica, ma portiamo quello che è il nostro approccio all'allenamento e anche alle persone comuni. Quindi alleniamo tutto quello che serve per stare in salute, ok? E anche che serve agli atleti, ma in maniera un po' adattata alle esigenze della persona comune. Cosa comprende questo tipo di approccio? Cos'è, cioè, cos'ha di particolare questa vostra idea? Ha di particolare che ci differiamo, diciamo, noi non ci proponiamo mai come palestra, perché veramente l'approccio è completamente diverso. Diciamo, noi siamo una cosa nuova, come dicono anche i nostri clienti, che non hanno mai provato, perché siamo, diciamo, l'anello mancante tra quello che può essere una palestra classica e un personal training, no?
Quindi noi diamo i vantaggi di un personal training perché alleniamo piccoli gruppi, massimo 6 persone, quindi sono molto seguiti, riusciamo ad adattare esercizi, intensità in base alle persone che abbiamo davanti, ad un prezzo però che non è quello del personal training, perché se tu vai al personal training sono 50 euro a seduta e alla lunga non può essere sostenibile. E quindi noi riusciamo a garantire sostenibilità sia da un punto di vista economico che di risultati. Quindi andiamo a ottimizzare questa componente per tenere la persona, diciamo, attaccato al programma di allenamento il più possibile e mantenere e garantire i risultati tramite intensità, perché diciamo uno dei principi della preparazione atletica è che per avere risultati le intensità, gli esercizi, la tecnica deve essere corretta. Se io ho un gruppo da 50 persone non potrò mai dare gli stimoli giusti al corpo, perché il corpo si adatta in base allo stimolo, non gli interessa niente che fai un esercizio o un altro. Quello che vuole è che le intensità siano giuste per quel momento, per quella persona in base a livello di allenamento e capacità. E noi riusciamo a farlo essendo in piccoli gruppi, riusciamo a dargli personalizzazione massima ad un prezzo economico, un prezzo accessibile e soprattutto che la persona possa seguirlo alla lunga e che non sia un peso troppo grande che fa 2 volte e poi, perché comunque la consistenza, l'aderenza al programma è fondamentale. E forse la cosa che manca magari un po' in Italia, nel senso quando magari si allenano grandi gruppi di squadre sportive, ad esempio, è difficile riuscire a seguirli bene in quello che fanno. Forse proprio questo vantaggio qua è proprio il fatto di essere proprio quasi un one to one con la persona, e quella forse è la cosa che vi differenzia. Puntate prevalentemente su quello, quindi. Sì, prevalentemente su quello. Secondo me un po' in Italia manca il ragionamento, diciamo, irrazionale dietro le scelte che vengono fatte per quanto riguarda, adesso sto parlando per quanto riguarda l'allenamento, no? Perché è quello che vedo scienze motorie al momento è il fatto che ti danno tantissime nozioni teoriche, ma non ti riesce a fornire quello che è un ragionamento secondo un razionale, quindi perché fai un esercizio rispetto ad un altro. Una persona, magari un professionista medio, probabilmente non riesce a darti questa risposta. Quindi quello che diciamo mi porto a casa dalle mie esperienze passate e soprattutto quello che sta alla base del nostro modo di lavorare è perché stiamo proponendo una cosa e tutti dobbiamo essere d'accordo su quello. Infatti noi ogni settimana facciamo un meeting, diciamo, tra colleghi del centro, ok, in cui andiamo a esporre quello che è il programma di allenamento per un determinato gruppo, che può essere il gruppo leggende, che sono il gruppo over 65, il gruppo general population, quindi persone normali, il gruppo atleti, il gruppo bambini, ad esempio. Esponiamo ai nostri colleghi qual è il programma di allenamento che abbiamo deciso di impostare e perché, il perché di ogni esercizio. Perché abbiamo messo questo qua, perché abbiamo messo questo qua, perché abbiamo messo questo qua e ci sono diverse strade per raggiungere il stesso obiettivo, ma l'importante nel nostro modo di vedere le cose è che sappiamo il perché abbiamo messo una cosa, abbiamo fatto un ragionamento alla base. Questo è fondamentale. In quanti siete nel centro di CKI dei colleghi? In quanti siete che seguite i vostri clienti? Per il momento siamo in 4. Allora, i 3 diciamo che stanno alla base, ok, siamo io, Davide Tognon che si laureerà in fisioterapia fra circa un mese, che adesso segue tutta la parte di recupero infortuni, e poi un altro che si chiama Simone Simeoni che è più addetto alla parte general population. Ok? Infine adesso si è aggiunta una quarta figura che si chiama Manuel Dorigo che ci dà una mano e un supporto. Queste persone vi siete conosciute come? Vi siete trovati in che modo? Raccontami un po'. Allora, tutta è nata comunque da una mia idea di ormai 3 anni fa, in cui partiamo dal principio. Comunque la struttura si chiama Redinex Fitness Center e Redinex è nata nel 2022 da un'idea mia e di un mio amico che si chiama Francesco Bonzagni, che è un preparatore da Bologna, e praticamente insieme avevamo la stessa visione, quella di portare e elevare un po' quella che era il livello della preparazione atletica in Italia. E, e niente, abbiamo cominciato a fare contenuti sui social, anche di divulgazione sulla preparazione atletica, spinti da una grande passione, e avevamo aperto un servizio di coaching online, quindi allenamento online. Dopo 1 anno e mezzo in cui non abbiamo venduto mezzo abbonamento, perché il coaching online a quanto pare o non sapevamo venderlo o non andava, ho detto ma perché c'è qualcosa che non va, non possiamo andare avanti così perché non andiamo da nessuna parte. Ci mettevamo impegno, studio,
facevamo post per divulgare, ma i risultati non arrivavano. E quindi ho detto, proviamo a fare qualcosa in presenza. E quindi abbiamo fatto la prima off-season, che quindi off-season è periodo fuori stagione, quindi quando le squadre non si allenano, ok, gli atleti venivano da noi a prepararsi per la stagione successiva senza stare fermi. E siamo partiti a Unigo con il primo anno con 20 atleti e c'era Davide Tognon, che già lo conoscevo da prima, che gli ho chiesto se mi dava una mano. L'abbiamo fatta, è andata alla grande, seconda edizione l'anno dopo, tra cui era l'anno in cui ero in Inghilterra, ho chiamato Davide e gli faccio, Davide, quest'anno bisogna darci un boost, cioè è andata bene, è una cosa che nella mia visione funzionava, avevamo avuto un buon riscontro, potevamo sbancare, tra virgolette, io ho detto, posso farlo solo a Unigo, facciamolo a Unigo e anche a Morialgo dove abbiamo un campo sintetico, abbiamo più spazi, eccetera. E lui mi fa, va bene, dai, proviamoci, ma è difficile, secondo me non riusciamo a fare 40 persone. Bam, 90 persone seconda stagione. Un successone. Terza stagione quest'anno, 120. Quindi è stato un po' Crescendo. un passo dopo passo e quindi queste persone le abbiamo portate dentro passo dopo passo. Ok, prima è diventato Davide, poi facciamo Unigo Moriago, abbiamo bisogno anche di Simone, poi abbiamo chiesto a Manuel quest'anno. Quindi man mano sono arrivate persone che se ne sono andate per X motivi, perché un po' non erano allineate a quello che era la nostra visione, un po' per disguidi, un po' per tutto, e invece le persone che reputavamo in gamba e allineate che ci potevano dare un plus si sono aggiunte da sole, insomma, quindi man mano strada facendo stiamo cercando di coinvolgere quanti più professionisti possibili che reputiamo allineati ad entrare, perché secondo me la forza soprattutto di un servizio come il nostro è il personale, che deve essere in gamba, deve essere affidabile, deve essere anche umanamente allineato a quello che è il nostro principio, quindi quello dell'impegno, quello del mettersi in gioco, quello del rischiare anche qualcosa. Facendo un passo indietro e ritornando al tuo periodo di studio all'estero, cosa ti porti di quell'esperienza in Italia? Cioè, Allora, la cosa principale che ho preso è stata appunto la capacità di ragionare in una certa maniera, come ti dicevo prima. Questo è quello che ho preso principalmente, più che le nozioni teoriche, tutte queste cose qua. È dare un senso a tutto quello che facciamo. La seconda cosa che ho preso principalmente è stata anche quella del sacrificio, perché comunque là ti trovi da solo, ti trovi a fare mattine, allenamenti alle 5 di mattina con gli studenti prima che vadano a scuola tutte le mattine, ti trovi a essere in una situazione in cui magari sì, pensi di sapere la lingua, ma in verità ti accorgi che non la sai, perché l'accento è diverso, cominci a non capire tanto, ti senti anche un po' un pesce fuor d'acqua i primi mesi. Quindi diciamo è una situazione non facile da gestire e diciamo sono anche abbastanza orgoglioso di come l'ho gestita perché un aneddoto, appena arrivato avevamo si chiama Introduction Day, quindi i giorni in cui conosci la struttura, conosci i tuoi compagni di corso, fai qualche corso introduttivo, qualche tipologia di attività. Allora c'era praticamente il primo giorno questa ragazza che si chiama Jessica, per chi volesse, Jessica Little si chiama, che praticamente dovevamo spiegare degli esercizi, no? E quindi il professore fa, chi è che vuole spiegare questi esercizi? E io alzo la mano e faccio, vado io, così intanto. Cioè, allora, arrivi, il giorno prima arrivi da Venezia, a Mosnigo, arrivi in un paese nuovo, con persone nuove, eccetera, università nuova, alzi la mano, esci anche a metterti un po' in gioco, a rompere il ghiaccio, vabbè, provo a spiegare col mio inglese, eccetera, quindi non è facile davanti a tutti, in una struttura nuova, di livello alto, eccetera, ci vogliono anche le palle. e sti qua si mettono a ridere. E allora da là non ci ho più vista, cioè, ti ho detto, beh, adesso gli dimostro io cosa valgo, ecco, cavolo che si mettono a ridere di me. Dopo tipo un mese e mezzo dopo, era lei che mi chiedeva le cose. Quindi è stato anche bello così, è nata anche una bella amicizia. Quando era aprile, insieme a altri due miei amici che abbiamo fatto un bel gruppetto, li ho portati qua in Italia a fare un giro e siamo diventati molto amici poi. E li senti ancora questi tuoi Sì, amici? sì, Vi sì, sì. confrontate? Cosa fanno adesso loro? Allora, lei adesso ha trovato lavoro là in Inghilterra, in una palestra, penso, però penso a mesi verrà sicuramente a trovarci, anche perché è curiosa della struttura. Dopo c'è una mia amica che fa la rugbista professionistica, è thailandese, Thailandese lei. cioè, thailandese, col papà inglese.
E il terzo invece è canadese, che mi sembra che adesso è dentro qualche squadra NBA come allenatore, forse assistente allenatore, una cosa del genere. Quindi gli sta andando bene. Greco-canadese, tra l'altro. Tutti comunque percorsi che hanno preso strade diverse, no? Nel senso, partendo tutti dallo stesso posto, ognuno poi ha trovato forse la sua via e si è aperto le varie strade che riteneva opportuno. Quali sono gli aspetti più difficili che avete voi da gestire nella vostra attività? Allora, io penso, questo però lo penso a livello proprio di imprenditoria personale, quello che comunque nel mio piccolo, anche semplicemente, ho creato insieme a altri miei amici un camp estivo, ok? Che si chiama Plavicamp, che comunque è andato bene per 5 anni, è stata la mia prima piccola avventura imprenditoriale, diciamo da solo. Quello che ho sempre trovato più difficile, che le persone magari facciano fatica a capire, è la tensione che hai nel dire: "Okay, cioè quest'anno è andata bene", e ogni anno quando torna quel momento, diciamo, okay, di dover riorganizzare, dici: "Ma se non va bene come l'anno scorso, cioè io non rimango senza niente insomma, perché questa è la mia attività, no?" Non è come essere dipendenti che hai il tuo stipendio fisso, hai delle sicurezze. Quello che trovo più stressante, che devi imparare a gestire se vuoi avere un'attività, è il fatto di dire, avere un po' quella sensazione di incertezza, di dire: "E se qualche cliente mi va via? E se mi calano le entrate? E se questo, e se quell'altro?" Cioè, è anche quella una componente, diciamo, emotiva che ti crea un po' di stress, però dopo la cominci a gestire in maniera migliore. Sono stato anche fortunato, insomma, che ho avuto, in tutte le cose che ho fatto, per fortuna o per bravura, non lo so, ho avuto un percorso lineare. Cioè non ho fatto passi da gigante, ho fatto tanti piccoli scalini, quindi questo mi ha permesso anche di adattarmi nel tempo. Non ho partito da 0 a 100 facendo una palestra. Sono partito con il camp, ho aggiunto qualcosina, dopo ho fatto le off season e adesso mi sentivo pronto per aprire qualcosa di mio. E quindi diciamo anche queste piccole sfumature, anche queste piccole cose che magari una persona normale non vede, le riesce a gestire molto meglio così. Secondo me non è culo, è strategia, nel senso hai avuto una visione magari all'inizio un po' più microscopica e man mano che sei andato avanti con il tempo l'orizzonte si è un po' aperto e dici ma sgranocchiamo sempre qualcosina di più, quindi io la reputerei più una strategia la tua che un colpo di culo, eh. Adesso sì, diciamo all'inizio, cioè non ho cominciato a fare il camp con l'idea di aprire una palestra, tutto è nato diciamo nel tempo, no? Più andavo avanti, ho iniziato scienze motorie, non sapevo, è molto ampio, sapevo che volevo lavorare nel mondo sport, non sapevo dove. Poi ho detto, cavolo, bella la preparazione atletica, ma la preparazione atletica puoi lavorare per una squadra, puoi lavorare per una palestra, puoi lavorare come imprenditore, cioè nella tua struttura, fare qualcosa di tuo. Tutti ha un pro e un contro, se lavori in una squadra probabilmente guadagnerai meno, magari anche lavori al Milan, ok, non pensare di avere stipendi così alti, ok, però dici, cavolo, ho lavorato al Milan, quindi a livello magari personale può esserci del gradimento, ok? Lavori in un'altra palestra, hai il tuo stipendio, ma magari sei più tranquillo, quindi può essere che hai un buono stipendio, hai le tue persone da seguire, magari però non hai, diciamo, l'elogiamento di aver lavorato in un club blassonato. Se invece sei imprenditore di qualcosa, magari hai anche uno stipendio un po' più alto, ma hai dello stress maggiore e soprattutto dipende da te, da quanto bravo sei a circondarti di persone in gamba soprattutto, e da quanto anche qualità metti nel tuo lavoro. Perché se tu lavori male, non sai quali sono le persone migliori, eccetera, cioè prendi zero. Cioè la tua attività è destinata a fallire. Quindi non è per tutti, ok? Devi essere bravo, devi sapere da che persone, diciamo, circondarti. Ci sono tante piccole cose, quindi non è giusto uno, non è giusto l'altro, bisogna capire qual è la strada migliore per ognuno di noi, insomma, quanti siamo avvezzi al rischio, quanto invece vogliamo sicurezza, quanto è importante per noi dire, boh, cioè, abbiamo lavorato là. Quindi tutti hanno dei pro e dei contro che vanno un po' bilanciati, però non è facile all'inizio capire queste cose, le impari nel tempo. Più vai avanti, più capisci, ok, scienze motorie, preparazione, adesso ci sono altri tre bivi. Poteva essere molto diversa la mia storia. Invece di andare preparazione atletica, andavo da un'altra parte e avevo già cambiato completamente strada.
il fare, il tempo, lo scoprire, prima o poi ti fa trovare qual è la tua giusta strada. E c'è qualcosa di cui sei particolarmente fiero? Ultimamente, adesso da quando ho aperto la palestra, ogni tanto mi capita, nel pochissimo tempo, ok, mi capita un po' anche di ripensare indietro, ripensare appunto quando ho cominciato, ok, essendo in una cameretta chiuso, eh, con dei sogni, insomma, perché quello è quello che ci può contraddistinguere una storia, diciamo, di successo, tra virgolette, per quanto piccola, è avere la passione per una cosa, perché sennò non lo fai, perché sennò la fatica e l'impegno che ci metti non vale la candela. Quindi non è tanto il percorso, cioè non è tanto il traguardo, ma è più il percorso che fai, devi cercare di godertelo il più possibile e se ci metti impegno, ci metti passione, prima o poi arrivi sicuramente dove vuoi. Quello che mi rende più orgoglioso è riguardarmi indietro, vedere dove ero e dire cavolo, cioè tutto questo l'ho fatto con le mie energie. Mi sono circondato di persone meravigliose, ho permesso anche ad altre persone, come gli dico sempre, di trovare un posto che fa per loro, che non esisteva, e dove io mi auguro che Redinex potrà essere un luogo e soprattutto un brand dove queste persone possano trovare soddisfazione, fare quello che gli piace, sia dal punto di vista economico, ok, che deve esserci, e sia dal punto di vista proprio personale, quindi fare ciò di cui si ha passione, mettendoci anche quel qualcosa in più, anche per far crescere la cosa, con un ritorno economico che gli permette di essere tranquilli e soddisfatti. Questo è quello che mi spinge maggiormente e che mi rende più soddisfatto perché, diciamo, senza i miei sforzi e senza che ovviamente lo sforzo di tutti quelli che ci lavorano, tutto questo non poteva essere possibile, non ci sarebbe stato. E quindi questo mi rende orgoglioso per 5, perché io guardandomi indietro, quando ero all'inizio, avrei pagato oro per avere una situazione del genere. Probabilmente avrei fatto molta meno fatica, diciamo, perché avrei trovato persone che avevano già fatto questa strada e che mi potevano dare una via maestra, invece queste persone non le ho trovate, l'ho dovuto farmela, tra virgolette, da sola questa strada. Molto più difficile creare da zero che trovare, tra virgolette, la pappa un po' pronta. Esatto, esatto. Quindi c'è chi magari parte da situazioni più fortunate e magari ha già la possibilità di essere inserito più facilmente in un contesto e chi parte veramente da niente. Quindi in quel caso secondo me la soddisfazione è molto 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 maggiore. Sì, 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 no, assolutamente. Poi, se non avessi avuto il coraggio di buttarmi e dire, boh, vado in Inghilterra, non avrei visto situazioni simili, che qua in Italia ce ne sono poche, o pochissime, o si stanno evolvendo ora, e quindi probabilmente anche l'idea della palestra di questa tipologia di attività non sarebbe mai nata, o almeno non in questo senso. Sicuramente tutte le esperienze che una persona fanno ti formano, ti danno una forma mentis, ti danno delle conoscenze che poi, se ritieni opportuno, nelle giuste sfaccettature puoi andare a portare in un contesto diverso da dove le hai apprese. E i clienti invece cosa dicono di voi? Che dicevi che era una cosa che non trovavano, cioè come vi relazionate, come li trovate, come li gestite? Quando riprendiamo, diciamo, all'inizio, facciamo sempre una parte la chiamiamo anamnesi, quindi praticamente la persona arriva da noi, vabbè, chiediamo i soliti dati, nome, cognome, numero di telefono, eccetera, 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 e poi dopo gli chiediamo, diciamo, che tipologia di attività stai facendo, se mai andate in palestra, eccetera, e quello che abbiamo ottenuto da questa tipologia di cose è, ehm, ci ho provato ad andare in palestra, è durato un mese perché dopo mi annoiavo, non mi piaceva l'ambiente, troppa gente, non riuscivo ad allenarmi, per allenarmi un'ora ci mettevo 5, solite tipologie di cose. E quindi erano un po' anche restii, diciamo, al termine palestra, appunto perché avevamo avuto come unica esperienza quella di una palestra classica. Classica palestra commerciale che c'è Vai in là, Italia. ti sei buttato là, ti arrangi. La classica scheda fatta col computer, tutte uguali. Quanti giorni viene a settimana? 3, 4. Tieni, fai questo a posto. Fine. Esatto, più o meno così, e quindi era un po' restie, e poi dopo però, ad esempio è arrivato un messaggio ieri in cui c'è una mia amica, la Beatrice, che è venuta lei, poi ha portato dentro la mamma e la sorella,
che tra l'altro l'ho convinto mentre gli ho dato una mano a vendemmiare, li ho convinti a venire. Sono un buon venditore. Fondamentale. Nella vita ognuno è venditore di se stesso, che poi si venda un prodotto, che si venda una qualsiasi cosa, ognuno è fatto per vendersi. Partiamo da questo presupposto. Mi ha scritto prima la mamma e mi ha detto: Davide, guarda, grazie mille. Prima non riuscivo a fare le scale senza appoggiarmi al scorrimano, adesso guarda come le faccio. Era su tipo stambecco su per le scale. E invece la sorella mi ha scritto ieri che non poteva venire, dopo mi scrive: guarda, la palestra bellissima, mai trovata una cosa simile, bellissima, una cosa nuova, mi sento motivata, mi piace, cioè, quindi capisci che anche l'immagine che dai proprio del fare allenamento in una struttura cambia radicalmente. Quindi è veramente una cosa totalmente staccata anche a livello proprio di esperienza da quella che può essere una palestra tradizionale, cioè alla fine vendi un'esperienza anche, non è solamente allenamento, ma la persona deve star bene, perché deve venire volentieri, perché deve allenarsi a lungo e essere costante. Quindi è un lavoro non solamente sul fisico, ma anche tanto psicologico. Perché se non lavori da questo punto di vista, la persona, vabbè, puoi fare l'allenamento più bello del mondo, ma la persona si rompe le palle, ok? O si annoia, o non gli piace, o le persone la trattano male, che ne so, comunque non verrà più e quindi non sarà costante e quindi non avrà miglioramento e quindi ha perso solo soldi e tempo, ok? Quindi deve esserci un po' l'insieme, bisogna chiudere un po' il tutto con la persona normale. Deve trovarsi bene, deve trovarsi nel gruppo, quindi anche a livello psicologico star bene e anche avere ovviamente un allenamento di qualità. E ovviamente si gestisce la persona che viene in palestra per tenersi in forma in un modo diverso da C'è un atleta normale che un vuole. atleta di un determinato livello, no? Abbiamo due corsi diversi, abbiamo il corso Sport Performance in cui alleniamo atleti e il corso General Population o lo chiamiamo Readiness 360 che sono per persone senza mire sportive. Quanto durano più o meno gli allenamenti da voi? Un'ora. Ok. Slot di un'ora e la persona diciamo ha diversi slot durante tutta la giornata, dalla mattina cominciamo alle 6 di mattina, ci sono tantissime persone che si sentono Kobe Bryant. Ok. 6 di mattina a 7 è il turno più pieno del mondo. Mamba Mentality. Mamba Mentality, sì. Poi abbiamo metà mattina, pausa pranzo, sera, adesso dobbiamo implementare metà pomeriggio, quindi abbiamo tantissimi turni. Quindi la persona non compra il turno 6-7 di mattina, ma prende un pacchetto abbonamenti, poi decide lei quando arrivare in base alle sue esigenze, anche di giorno in giorno. Quindi anche flessibile a livello di tempo, quindi noi diamo flessibilità a livello di tempo, allenamento di qualità, piccoli gruppi, tutte queste cose qua che aiutano la persona a dire cavolo, fa per me questa cosa. Non è la palestra in cui vado là alle 6 di sera, non so cosa, vado, fa freddo, non so cosa fare, è un casino, cioè perdo tempo e basta. Loro vengono, non devono pensare a niente, devono pensare solo a divertirsi e allenarsi quando possono. Quindi top. Oh, interessante il discorso che lo slot di allenamento dura un'ora, perché nella vita quotidiana di tutti si ha sempre meno tempo per fare le cose. Vuoi che una volta devi fare la spesa, una volta devi andare a prendere i figli, una volta devi fare l'aperitivo con l'amico. Come è nata questa idea? Cioè, l'avete presa o l'avete forgiata da zero? Diciamo, quello che abbiamo detto prima, io parto sempre da quello che è razionale, no? Delle cose. Allora, non ero un tipo molto razionale, da quando sono andato all'Inghilterra sono diventato molto più razionale perché ho capito che è l'unico modo per avere un effetto positivo, ok? Come per l'atleta, ok, parto dal suo sport, quindi non so, uno gioca a calcio, cosa deve fare? Deve accelerare, deve cambiare direzione, fare tutte quelle attività che gli servono in campo, no? Quindi io devo allenare quello, punto. Okay, però parto da quello che è il modello prestativo. Anche qua, se io voglio venderti una cosa, cioè non posso venderti una cosa che non ti dà vantaggio. Devo partire da un tuo problema, ok? Qual è il problema delle persone in allenamento? Quindi ho fatto un'analisi di mercato, ok? Tutto quello che mi stanno dicendo adesso le persone l'avevo già analizzato prima, quindi problemi di tempo, come lo risolvo? Tantissimi slot, ok? Imprevisti, perché figli, non figli, nonni, problemi vari, può essere che non posso venire sempre 6-7, perdo le lezioni e mi girano anche un po' le scatole, mi girerebbero anche a me, cioè anche a me, se mi soldi per non andare. Come lo risolvo? Non fare il gruppo 6-7 ogni volta, ma dare libertà
di muoversi nella settimana in maniera molto libera e soprattutto anche con poco preavviso. Gruppi troppo numerosi, ok? O palestre ultra mega affollate, come lo risolvo? Gruppi molto piccoli, palestra molto riservata. Quindi partendo da problema delle persone, trovare una soluzione. E dopo ci vogliono 3 cose per vendere, cioè ci deve essere un problema, la persona deve essere disposto a risolvere quel problema, la persona deve avere i soldi per per risolvere quel problema. Quindi il terzo punto, il problema c'è, la persona vorrebbe risolverlo, i soldi, in personal training è troppi soldi, rendilo più alla portata. Ho risolto ho tutte e 3 diciamo le combinazioni, quindi per forza la cosa deve funzionare. Effettivamente non pensavo potesse funzionare così al momento, sta andando meglio di quanto ci aspettavamo, però diciamo questo non è stato un caso. Tornando al discorso di prima, questa si chiama strategia. Questo no, per quanto riguarda questo è stata la strategia, è andata bene. Per quanto riguarda tutto il resto, la mia strada poteva essere molto diversa. In effetti ho trovato quello che mi piace, di cui ho passione, perché se no non lo farei. Perché sono un tipo che può lavorare anche 15 ore al giorno su quello che fa. Cioè non ci sono orari, cioè mi sveglio alle 6, posso andare a letto alle 8, 9, 10, 11 che sto ancora lavorando. Quindi veramente non ho orari. Però mi vola il tempo, perché sto facendo quello di cui ho passione. Infatti il messaggio che vorrei, tra virgolette, lanciare e che non mi stancherò mai di dire, è quello che consiglio proprio a tutti di porsi degli obiettivi, perché questo veramente ti riempiono un po' la vita. Veramente avere dei piccoli obiettivi ti permette di percorrere una strada che ti impegna e avere dei risultati che ti creano felicità. Questo mi crea felicità, quindi quello di dire, boh, io voglio arrivare là, pian piano ci arrivo e gli raggiungo quelle cose e questo mi crea, diciamo, felicità e nel percorso portarsi dietro persone con cui divertirti ancora di più, perché anche le giornate in palestra non è che sono solo lavoro, 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 sono anche momenti di svago, quindi ho persone che sono là con cui mi diverto, possiamo fare la partita a calcio tennis, berci il caffè insieme, fare 2 parole, poi c'è confronto continuo su tematiche tecniche, quindi è un po' un crescere tutti insieme anche divertendosi, quindi godersi il percorso. Non è solamente dove vogliamo arrivare, ma è anche godersi il percorso, però senza l'obiettivo non ho una strada da percorrere. Devono esserci tanti fattori che si intrecciano tra di loro, quindi deve esserci sì un ambiente sano, bello, dove sto bene, dove sono contento, degli obiettivi che voglio raggiungere e però anche una competenza per riuscire a raggiungerli. Le competenze e le persone sono la cosa più importante, cioè, guarda, non avrei potuto desiderare un team migliore, cioè, infatti, come dico sempre, voi non andate da nessuna parte. Cioè, prima ci mettiamo d'accordo, ok, ci parliamo e dopo vediamo come risolvere il problema. Cioè, Sei un po' come i... le persone che valgono non hanno prezzo, ok? Perché veramente quello che è la nostra forza è proprio il team che ci sta dietro, okay, di persone per bene, persone con passione, persone in continuo aggiornamento. C'è proprio creato un gruppo pazzesco. Cioè, meglio di così non avrei potuto desiderare veramente. E questa è la grande forza che abbiamo e siamo solo all'inizio. È questo che secondo me ci porterà avanti alla lunga, se siamo bravi. E quali sono le prossime frontiere o le prossime visioni che avete? Allora, le prossime visioni che abbiamo è aprire tutta la parte rehab, quindi riabilitazione, che vogliamo entrare in tutto quello che è il mondo riabilitazione sportiva. Adesso tra l'altro io e Davide Tognon stiamo facendo un master in riabilitazione sportiva a Milano, tipo un percorso post-universitario. Quindi specializzarci in tutti quelli che sono il ritorno in campo per infortuni come legamenti crociati, infortuni muscolari, pubalgie, spalle per i tennisti, quindi tutto quello che riguarda infortuni sportivi. Quindi quella è la prima implementazione che faremo sicuramente. E poi, perché no, fra 1 o 2 anni aprire il secondo, terzo, quarto, quinto centro, non so, quello che ci sarà da aprire, insomma. Vi piacerebbe aprirlo sempre comunque nelle nostre zone o vi piacerebbe essere un po' più radicati? Step by step.
perché fai il gradino troppo... Non credo nei gradini troppo ampi. Step by step e fra 5 anni ci guarderemo indietro e diremo cavolo. Fra 5 anni ci guarderemo indietro e diremo, guarda dove ero di 5 anni fa. Quella è un po' la storia. Cioè non voglio dire, boh, fra un anno sono là, cioè sono di qua. Vediamo, cioè, godiamoci il percorso. Divertiamoci anche, cioè non è solo cioè devo raggiungere per forza quella cosa in un anno. Ok, io ho quell'obiettivo, mi creo dei micro obiettivi intermedi e intanto li raggiungo e poi vediamo quando arrivo là. Cioè, quando arrivo là me ne prospetto un altro. Per il momento il mio obiettivo è quello di tornare sicuramente all'investimento che ho fatto, perché se no non avrebbe senso ovviamente, permettere a queste persone che collaborano con me di trovare soddisfazione, avere un lavoro che gli dà anche soddisfazioni economiche e in più aprire con questo mio amico e collega Davide Tognon e fondare tutta la parte rehab. Al E momento, questo è già abbastanza, direi. direi che carne al fuoco ce n'è. E se avessi una bacchetta magica e potessi cambiare alcune cose del tuo passato, cosa cambieresti? Quello che cambierei, ok, tornando indietro, è un po' il rapporto, diciamo, che ho con i miei genitori sicuramente. Questa è un po' l'unica cosa che cambierei. Perché un po' anche questa mia voglia di dire, boh, cioè, metto tutto me stesso a fare qualcosa di mio, un po' secondo me è anche nata da un po' una sfida personale con mio padre, probabilmente. Perché i miei fanno i giostrai, non hanno la giostra. Hanno sempre voluto, secondo me, cercato un po' di spingermi verso quella direzione, ma io non, Non era il tuo ambiente? e sai, più si spinge con un bambino, e più questo Crei lo scontro? chiaro, normale come cosa. E quindi già da quando ero alle superiori avevo questa mia idea di dire, boh, adesso vediamo fra qualche anno, cioè dimostro quello che valgo, che posso farcela anche da solo, fare questo, fare quell'altro. E quindi un po' anche devo ringraziare sta cosa, però sono sempre stato un po' distaccato un po' come rapporto. Per quanto, cioè, loro comunque ci tengano tantissimo, anche loro un po' sono freddolini. E quindi si è creata un po' questa cosa. Quindi tornando indietro, sicuramente vorrei avere un rapporto un po' più... Morbido, diciamo. Sì, perché sai, quando dopo diventi grande è difficile dopo... Riappianare. Sì, perché magari come sei con certi tipi di persone, dopo non lo sai a casa, perché diciamo anche il tipologia di rapporto ormai si è stabilizzato in una certa maniera e quindi dopo è difficile cambiare. Alla fine siamo persone, non è che non siamo robot che decidiamo, ci decidiamo come essere. Ci riprogrammiamo giorno dopo giorno. Chiaro, cioè, magari è molto più facile parlare qua con te o con qualsiasi altra persona rispetto a quando vai a casa e hai di fronte i tuoi. Cioè, cioè, il tipo di rapporto, il tipo di apertura diventa molto più difficile. Quasi sei tipo quasi a disagio a volte, capisci? A parlare di certe cose. E quindi tornando indietro, sicuramente mi piacerebbe avere un tipologia di rapporto diverso. Questa è una delle poche cose di cui, cioè, vedo ampi miglioramenti, ma ci vuole tempo. Eh, È molto difficile. immagino, immagino. Ma sicuramente già che ci sia l'ottica di miglioramento, sei già anche tu sulla strada giusta. Se ci fosse invece qualcuno che ha dei sogni, come magari quelli che avevi tu, magari dello stesso ambito in cui li hai tu, che cosa consiglieresti? Farsi il culo. Cioè, non ci sono strade. Cioè, non lo so, però a me, sinceramente, nessuno mi ha mai regalato niente. Bisogna farsi un culo grande come una casa e capire, allora, prima di tutto bisogna capire se realmente quel sogno che ha adesso è un sogno che veramente, cioè, gli crea, cioè, ha molta passione per quella cosa. Perché veramente se non c'è, diciamo, questa passione come base, questo fuoco, come detto prima, il gioco non vale la candela perché veramente per arrivare a un qualcosa bisogna farsi un culo grande come una casa, soprattutto se diciamo il contesto e il campo è un contesto in cui tanti vorrebbero farlo, no? Quindi bisogna essere anche disposti a fare quel qualcosa che gli altri non fanno, sacrificare quella cosa che gli altri
non hanno sacrificato. Ad esempio io sono partito, ho lasciato qua l'amorosa con cui stavo per 5-6 anni, lei era partita l'anno prima, quindi sono stato 2 anni senza vederla quasi, cioè, o molto poco. Quindi bisogna essere disposti veramente a qualcosa di più, ok? A mettersi in gioco, anche ad avere paura a volte. E, e niente, cioè, questo è il mio consiglio più grande, capire uno se veramente ne vale la pena e la strategia, comunque non andare alla cieca, quindi crearsi una strategia per fare una certa cosa, perché sennò stiamo perdendo tempo, perché se non abbiamo una via da percorrere, cioè senza navigatore ci metto 10 giorni ad andare a Milano, cioè se non so dove andare. E poi una volta che ho la strada bisogna percorrerla, quindi bisogna farsi il culo e godersi il percorso, non solamente il traguardo, perché se guardo il traguardo che è a 500 km, cazzo, difficile. Se invece mi creo dei micro obiettivi, c'è la time station 1, 2, 3, 4, forse è un po' più facile anche godersi i traguardi. E ultimo consiglio, se c'è da festeggiare, sì, cazzo si festeggia, perché sono poche le volte in cui si può festeggiare e quelle vanno festeggiate alla grande, perché ti danno anche quella vivacità in più, diciamo, per dopo andare avanti e circondarsi di persone che ti vogliono bene, che vogliono percorrere la tua stessa strada e che hanno una visione simile soprattutto, e persone buone e che valga la pena portare con sé, appunto. Questo è quello che mi sento di dire. Grazie mille, Batti.